Da Mestre, in una delle città italiane con il più alto numero di sfratti, il Partito Democratico lancia le sue proposte per il diritto alla casa. Sono tante le nostre proposte, a partire dal reintrodurre il fondo per l'affitto che il governo ha cancellato voltando le spalle a milioni di famiglie in difficoltà. Un fondo che andrebbe triplicato fino a 1 miliardo. Ci vorrebbe un ministero specifico sulla casa. L'emergenza abitativa è aggravata dagli affitti turistici, soprattutto nelle città d'arte. Venezia è un esempio. Venezia è una delle città che ha molto risentito del problema della casa e degli affitti. Bisogna sempre trovare un equilibrio tra il turismo, che è un volano importante per l'economia, ma non può schiacciare i diritti dei residenti. Il Comune di Firenze ha deciso di fare da solo. Abbiamo approvato una delibera urbanistica che blocca l'area UNESCO, perché tutto il centro storico di Firenze è patrimonio mondiale, l'apertura per il futuro di nuovi affitti turistici brevi. È il segretario regionale Andrea Martella a spiegare dove si possono trovare le risorse per la residenzialità. Tutte quelle destinate al ponte sullo Stretto di Messina possono servire per il sostegno all'affitto, per l'edilizia residenziale pubblica. Inoltre le risorse che provengono dalla lotta all'evasione fiscale e ancora quelle risorse per gli interventi di efficientamento energetico che oggi sono a favore dei privati, che possono essere destinati anche al pubblico. A margine della sua visita, Elly Schlein ha voluto consegnare personalmente la tessera di partito all'attrice Ottavia Piccolo, veneziana d'adozione, neoiscritta al PD.